Fare impresa, oggi come ieri, non è mai scontato. Le trasformazioni del mondo del lavoro, le nuove opportunità per i giovani e per gli over 50, ma anche gli effetti della crisi economica. Che cosa serve ad un'azienda per crescere e continuare ad investire? Al microfono di qdpnews.it Maria Cristina Piovesana, la prima donna a diventare presidente di Unindustria Treviso, oggi confluita in Assindustria Veneto Centro, la realtà che riunisce gli imprenditori e gli industriali di Treviso legati al mondo padovano. Presidente Piovesana, cosa vuol dire oggi essere imprenditrice, donna e madre? È difficile coniugare questi due ruoli? Beh, sicuramente non è facile, però non è neanche impossibile, nel senso che da parte mia io ho un'impresa e ho due figli e perciò insomma sono riuscita a fare entrambe le cose grazie anche a onor del vero a una condivisione comunque di ruoli con mio marito e a un aiuto che ho avuto anche dalla mia famiglia. Sicuramente ci deve essere da parte, immagino, insomma, della famiglia, marito e moglie, ci deve essere comunque la volontà di avere ruoli paritetici nella crescita dei figli e questo penso sia una cosa positiva per la donna ma anche per l'uomo, perché insomma il ruolo di padre rispetto a quello che era il passato è cambiato, si è evoluto e penso che anche i papà desiderino poi far parte attiva della vita dei propri figli. In questo momento di grande trasformazione del mondo del lavoro ci sono sicuramente dei timori e qualche preoccupazione. Secondo il suo punto di vista le opportunità per i giovani esistono e conta di più la volontà o la gavetta? Ma le opportunità esistono e come, soprattutto quando noi diciamo che siamo in un mondo, in un periodo di grande cambiamento. Cambiamento presuppone che ci sia anche un'evoluzione e quando c'è un'evoluzione i giovani entrano chiaramente in gioco in questo. Conta a mio avviso la preparazione, conta la gavetta, conta alla fine la buona volontà, cioè la voglia di mettersi in gioco, la voglia comunque di provare, di sperimentare. Come dicevo prima, la preparazione è chiaramente fondamentale, ma io penso ci siano grandi opportunità. Poi ritengo anche questo, sta proprio nell'approccio giovanile il pensare che domani è meglio di oggi. Questo era il pensiero che mi ha accompagnata insomma quando ho iniziato a lavorare e perciò non vedo motivi per essere sfiduciati, ma anzi ci sono delle opportunità. Oggi le aziende, insomma, ci troviamo anche in un momento storico dove le aziende hanno superato quella che è stata una crisi insomma del passato e dove oggi vediamo che anche la disoccupazione, soprattutto per quanto riguarda i nostri territori, è una disoccupazione veramente molto, molto bassa. Anzi, abbiamo bisogno di giovani che abbiano la voglia, la volontà di imparare, di entrare nelle nostre aziende e di capire soprattutto quali grandi opportunità ci possono essere. Parallelamente alle nuove leve, anche la generazione precedente può avere la necessità, e spesso è così, di continuare a lavorare e di investire appunto verso l'ultima fase della propria vita lavorativa. Parliamo degli over 50, c'è ancora spazio e la dote dell'esperienza è davvero per loro un valore aggiunto o rischia di diventare un peso? No, io penso che l'esperienza è sempre un valore aggiunto e tante volte si parla anche nelle imprese di passaggio generazionale, che poi è un passaggio generazionale che avviene sia tra l'imprenditore e eventualmente il figlio, ma anche all'interno dell'azienda con i propri collaboratori, perché il passaggio generazionale, ricordiamoci che le aziende sono comunque degli organismi vivi e che perciò si evolvono, crescono e hanno bisogno anche di un certo ricambio. Perciò io penso ci sia posto, assolutamente sì, per l'esperienza, c'è posto anzi c'è la necessità di quelle che sono le novità, il modo di vedere le cose da parte dei giovani e infatti più che di un passaggio generazionale, come tante volte si dice, c'è bisogno proprio di non un passaggio ma un'evoluzione generazionale e nell'evoluzione generazionale è chiaro che ci sta sia la novità sia il nuovo che tutto ciò che è stato maturato nel tempo, perché vede l'esperienza è proprio l'unica cosa che non si riesce
a trasmettere fino in fondo, perché l'esperienza è fatta di tanti errori e perciò sono errori superati e i giovani dovranno commetterne altri per fare a loro volta la loro di esperienza. Oggi che cosa serve alle aziende per crescere, per prosperare, per continuare gli investimenti e in un certo senso per fare la differenza? Beh, si parte, diciamo, noi spesso parliamo di innovazione e tecnologia, ma penso che prima di tutto serva un ambiente dove le persone possano realizzarsi e un ambiente dove una squadra possa effettivamente lavorare bene, ovvero sia le vere risorse delle nostre aziende ritengo siano le persone. E perciò le persone sono quelle che fanno la differenza e grande attenzione oggi all'interno delle nostre imprese viene proprio riservata a quello che è il vero e proprio capitale umano. Dopo è chiaro che serve da parte di tutti a questo punto una grande apertura mentale, perché in un mondo in cambiamento non bisogna essere statici, ma essere costantemente aperti a rivedere i propri punti di vista, a modificare quelle che magari sono delle cose o delle idee che funzionavano nel passato ma che hanno bisogno di essere riviste. Ecco, la nostra è un'area dove ci sono persone che mettono a disposizione anche degli altri quella che è la loro esperienza e questo significa una contaminazione virtuosa che fa sì che si cresca di giorno in giorno proprio attraverso anche un condividere quelle che sono diverse esperienze, quelle che sono strade proprio che altri hanno percorso e che magari uno dice guarda questo potremmo farlo anche noi. A cuore i giovani. Assolutamente sì, io oggi ai giovani direi di aver fiducia perché opportunità nel nostro territorio ce ne sono sicuramente e di essere, magari anche se qualche volta insomma non arrivano subito a ciò che vorrebbero, di aver fiducia e di avere anche quella pazienza che magari non fa parte dei giovani, nel senso che tante volte io mi ricordo quando ero più giovane, insomma, le cose le vorresti subito, però serve anche il giusto tempo affinché queste maturino. E perciò l'appello che io posso rivolgere è che qui abbiamo un patrimonio di aziende, di competenze che viene riconosciuto magari non tante volte in Italia, ma che ci viene riconosciuto in maniera importante all'estero. Ecco, pensate che questo patrimonio che è stato costruito negli anni dai nostri nonni, dai nostri padri, è un patrimonio che effettivamente va salvaguardato e perciò abbiamo bisogno è una grande opportunità, oltre a una necessità, io penso per i giovani sia anche una grandissima opportunità. Quando le nostre aziende, e tantissime esportano all'estero, quando noi andiamo dai nostri clienti esteri, effettivamente riconoscono al paese Italia, riconoscono in particolare a questo nostro Veneto, la capacità di produrre delle cose belle, ben fatte, di essere innovativi, sia nel campo della produzione che dei servizi. Ecco, tutto questo è un patrimonio che effettivamente spetterà loro continuare a valorizzare e a portare avanti nel tempo.